Giovedì pomeriggio alle ore 18 si terrà una cerimonia di intitolazione dell'attuale via Ortolani nei pressi della chiesa Santa Lucia al noto musicista agrigentino Gian Campione, riconosciuto come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Ieri sera presso i locali dell'Accademia Belle Arti Michelangelo del professor Alfredo Prado si è tenuta una riunione operativa per coordinare l'evento, alla presenza della moglie del musicista Lida D'Angelo e di diversi cantanti e cantautori agrigentini che saranno presenti all'evento e che dedicheranno una loro performance al cantante agrigentino. A coordinare l'evento Mario Versa, Nenè Sciortino. Pensiamo di dedicare questo momento particolare alla scoperta delle targhe in memoria di Gian Campione per l'intitolazione della via Ravanusella a Gian Campione, ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. Una scaletta molto breve perché siamo ancora sotto Covid-19, quindi non possiamo fare quello che avevamo pensato di fare, cioè dedicare con un bello spettacolo, con i canti di Gian Campione, e questo non è possibile evidentemente, e quindi ci limitiamo a una cerimonia molto sobria, però qualche sorpresa ci sarà. Tanti gli artisti, vediamo che siete in questo momento riuniti per coordinare l'evento, ne possiamo nominare qualcuno che partecipa? Sì, sicuramente, perché tutti gli artisti agrigentini sono amici di Gian Campione. Spero di non dimenticare qualcuno, così sommariamente: Giovanni Moscato, Gigi Finestrella, Maria Versa, Maria Rita Napoli, Peppe Aversa, Franco Sodano, i Dioscuri con Giovanni Lobrutto, Filippo Lobrutto, Edoardo Cicala, Giovanni Gallo, tanti amici, artisti agrigentini, amici di Gian Campione. Anche il maestro Finistrella presente a questa cerimonia che giovedì sera si svolgerà in onore a Gian Campione, un grande artista agrigentino cui tu sei particolarmente legato. Con Dottor Campione diciamo che abbiamo vissuto gran parte della nostra vita con musica, con i dinamici, dove lui faceva parte come cantante. Poi ho avuto l'onore e il grande piacere di aver trascritto io tutte le musiche, quindi tutte le composizioni di Dottor Campione, perché ovviamente dovevano essere depositate alla SIAE e dovevano essere trascritti in musica per poter poi inviarli direttamente a Roma per i diritti di autore, ed era giusto che era così, e io mi sono, come dire, onorato di avere trascritto almeno un 300 brani di Totò Campione, lavorando con massima attenzione, massima serietà e grande affetto verso Totò. Quindi non potevo e non dovevo essere presente domani per questa occasione che Agrigento sta dando anche a Totò, del merito di poter dedicare anche a lui una strada meritata veramente. Quindi un grazie anche al sindaco e alla giunta comunale di Agrigento, che ha fatto sì che questo sogno da parte di tutti noi sia avverato e che sia giusto così. Ho conosciuto Totò almeno 45 anni fa, ragazzino. Andavo con lui a suonare la chitarra nei concerti che si facevano nelle piazze. Poi ci siamo lasciati perché io ho continuato con il mio gruppo dei Dioscuri e ho avuto la fortuna di fare l'ultimo disco, di arrangiare l'ultimo disco di Gian Campione, il disco Calura. E c'è un aneddoto che mi ha colpito tantissimo, che quando lui ha ascoltato per la prima volta le basi musicali, dove ci ho lavorato più di 3 mesi, si è messo a piangere, con la cuffia alle orecchie si è messo a piangere. Dico: Totò, ma perché piangi? Chi era? Perché stai piangendo? Perché non ho mai sentito gli strumenti veri
nei miei dischi, perché lui era abituato a suonare a Catania con le tastiere dove c'era basso elettrico incorporato, batterie e tutte le altre cose. E quindi faceva un disco nel giro di 24 ore a Catania. Con me ci ha messo 3 mesi e questa è la cosa che mi ha colpito di più del mio grande amico Totò e sono contento di partecipare all'intitolazione di questa via. Ciao Totò, sei sempre con noi. Finalmente il sogno si è avverato, era 15 anni che lo aspettavo, grazie al sindaco Firetto, grazie a Maria Versa, grazie al preside Prado e grazie anche alla prefettura toponomastica di Agrigento. Ma quello che più mi gratifica è l'affetto che tutto il popolo siciliano, agrigentino e soprattutto i connazionali del Belgio ancora tuttora oggi dimostrano per Giancampione. Grazie veramente a tutti. Roma e affari da rosa, quando passo mi chiama e mi fa. Veni ti figgio talia, chi giardino sciuto cerca. Viste ogni giardino un candato, dalla testa virriari ti fa. Si fa già si ripaga di sordi, dall'umunno a comincia di ca. Nisto giardino una volta